Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Dialogo per un mondo migliore, ricordando Francisco Varela. Il gruppo centrale indiano per la causa tibetana tiene il primo incontro con il Sikyong Penpa Tsering. Il nuovo disegno di legge degli Stati Uniti per contrastare la Cina riafferma i sentimenti della politica tibetana e della legge di sostegno del 2020. L'ufficio di Tibet DC partecipa alla commemorazione di Tiananmen. Mercoledì scorso, durante il dialogo per un mondo migliore, Sua Santità Dalai Lama ha ricordato Francisco Varela e ha ribadito l'impegno di Sua Santità nella promozione dell'unità dell'umanità. Esprimendo la sua ammirazione per Varela, Sua Santità ha detto che aveva bisogno di qualcuno come Varela che capisse il buddismo, ma che fosse anche professionalmente uno scienziato. So then when I met Varela, he one way is a scientist, but at the same time he also sort of showing his deep interest about Buddhism. So often he mentioned when we discuss when a subject about Buddhism, then he say, now I have the Buddhist cap, then say something about Buddhism, Buddhist philosophy. Then he say, now cap of scientist. Yes. Then he mentioned about science. He, one of the person who really very much impressed me, and I always remember him. So this picture always in my room, I always keep this picture. Questo è il primo evento di una serie chiamata Francisco and Friends, un'incarnazione della relazione, che commemora appunto Varela, uno dei fondatori chiave di Mind and Life, scomparso più di 20 anni fa. Il gruppo centrale per la causa tibetana in India ha tenuto il suo primissimo incontro con il neoeletto presidente dell'amministrazione centrale tibetana Penpa Tsering domenica scorsa. Durante l'incontro il presidente Penpa Tsering è stato informato delle funzioni del gruppo di base e si è discusso dei risultati attesi, delle aree di progresso e dell'orientamento dei risultati nelle prossime attività. That with his vast experience, both in the administration and also in the parliamentary, he will be able to meet the aspirations of the people of Tibetans and also the cause of the Tibet. And also the aspirations of His Holiness the 14th Dalai Lama. Dopo il suo incontro con i commissari della Giustizia Suprema dell'amministrazione centrale tibetana la scorsa settimana, il Sikyong Penpa Tsering ha incontrato anche i capi di varie autorità dell'amministrazione in esilio, nonché i media e le principali ONG tibetane. Negli incontri il Sikyong ha parlato di rafforzare le relazioni interne raggiungendo tutte le sezioni della politica in esilio. Durante la sua interazione con i media, il Sikyong ha ribadito le priorità chiave della sua amministrazione e il rafforzamento del ruolo dei media come quarto pilastro della democrazia. Lo US Innovation and Competition Act, noto anche come Endless Frontier Act, per contrastare le crescenti minacce delle affermazioni della Cina, sostiene anche i sentimenti del Tibetan Policy and Support Act del 2020. Ai sensi delle sezioni 3306 e 3307, il disegno di legge chiede diverse disposizioni per il Tibet, tra cui la nomina di un coordinatore speciale per le questioni tibetane, con il grado di sottosegretario di Stato o superiore da parte del Presidente degli Stati Uniti. Il disegno di legge incoraggia anche il segretario di Stato a impegnarsi con gli alleati per sostenere l'autodeterminazione dei leader buddisti tibetani nella reincarnazione di Sua Santità Dalai Lama e per opporsi all'interferenza cinese. Lo US Innovation and Competition Act stanzia $250 miliardi attraverso investimenti in campo della scienza per competere contro la Cina. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge bipartisan con un voto di 68 contro 32 martedì scorso.
In solidarietà con il 32esimo anniversario della repressione cinese di piazza Tiananmen del 1989, si è tenuta una commemorazione virtuale con la sinfonia numero 3 di Wang Xilin. Il rappresentante Ngo Tsering dell'Office of Tibet DC ha osservato che Sua Santità il Dalai Lama ha criticato apertamente i leader cinesi per l'uso della forza, anche se in un momento critico del dialogo sino-tibetano. Many victims of the CCP, including Tibetans, have raised the alarm of the CCP's cruelty for decades, but little was done to resist the onslaught. I leader mondiali, tra cui la speaker Nancy Pelosi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il deputato Chris Smith, il co-presidente della Commissione per i diritti umani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Tom Lantos, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale Sam Brownback, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, il commissario della Commission on International Religious Freedom Nuri Turker e il rappresentante Tom Malinowski sono intervenuti in questa occasione. L'ufficiale di collegamento cinese dell'ufficio del Tibet DC, Tsultring Gyatso, ha preso parte alla commemorazione della giornata a Flushing, New York, dove ha offerto il suo solenne tributo ai martiri della repressione di piazza Tiananmen e ha detto che anche i tibetani hanno sofferto e continuano a soffrire orrori simili sin dalla repressione del Partito Comunista in Tibet nel 1959. All'evento hanno partecipato 10 diversi partiti pro-democrazia e speakers chiave che hanno effettivamente assistito e vissuto la repressione. Il rappresentante Ngo Tsering del Tibet Office di Washington DC ha anche partecipato alla riunione annuale del consiglio della fondazione Peace Jam venerdì scorso, una fondazione che ispira una generazione di costruttori di pace che trasformeranno se stessi, le loro comunità locali e il mondo. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.